sarà una catastrofe se non usciremo dall'euro, anzi ci vogliono mantenere. Signori, buongiorno e benvenuti, grazie di essere qui questa domenica 13 gennaio 2019. Il 13 dicembre 2009 nasceva l'associazione Salus Bellatrix. Il nostro motto è: se conosci puoi scegliere. Strada ne abbiamo fatta tanta insieme, dovevamo fare qualche conferenza e poi la cosa si è protratta negli anni e ci stiamo preparando al 10° anniversario. Sono felice di avere oggi con noi questi relatori. Abbiamo organizzato con tanto impegno e con tanto sacrificio questo convegno e perciò vi ringrazio di essere qui con noi. Signori e signori, buongiorno. Basta che non si dica che io porti sfiga, perché insomma non vorrei che fosse poi questa la leggenda. Io intanto ringrazio Francesca e in modo particolare desidero porgere un saluto non solo all'associazione ma anche a chi mi ha invitato qui e quindi Claudio, che ieri mi ha chiesto appunto se potevo svolgere un ruolo che non è il mio, perché io non faccio il giornalista, come forse qualcuno saprà. Io parlo di economia e quindi di solito come dire, ho un altro ruolo, quindi svolgerò il mio ruolo in modo, spero, decoroso. Cosa faremo oggi? Già lo sapete, dopo di me parlerà Giorgio Iacuzzo, poi parlerà Enrica Perucchietti, poi avremo, credo, un collegamento con Giulietto Chiesa, dopo daremo la parola a Diego Fusaro alla mia destra, poi a Paola Iacobini e infine chiuderà il convegno Rocco Maruotti. Io darò il tempo ai relatori, presenterò i relatori, dirò sostanzialmente quello di cui trattano e mi scuseranno sin da ora se io terrò il registro delle tesi di laurea, quindi a un certo punto dirò: se ci sono 20 minuti sono 20 e non 28, quindi a 19 se bisogna chiudere cercherò di richiamarvi in modo molto garbato ai tempi, anche perché si vorrebbe arrivare verso una certa ora del pomeriggio a fare un piccolo dibattito, no Francesca? E quindi in questo senso di dare anche la parola al pubblico, che credo sia la cosa più bella possibile. Non ho altro da dire sugli aspetti procedurali. Sugli aspetti di contenuto mi è stato chiesto di fare un intervento di apertura e ho detto: Claudio, sì, però Claudio, sai, io non è che possa parlare tanto di, voglio dire, fake news o di giornalismo, di cose di questa natura, dato che io mi occupo di economia. Allora, se mi permettete, come intervento di apertura, vorrei parlarvi di una cosa un po' particolare, e cioè, ma come verrebbe derubricato ciò che io vi sto per dire se passasse il progetto di controllo dell'informazione, che è stata un'iniziativa legislativa ancora in corso, per cui ci dovrebbe essere una sorta di Ministero della Verità. Poi magari Diego ci racconterà quali sono anche i trascorsi storici di questo modo di pensare, se ne avrà voglia e tempo. Ecco, verrebbe appunto classificata come una fake news. Qual è la questione? Avete sentito tutti i giorni in questo periodo parlare di banche e in particolare avrete sentito parlare forse di Banca Carige, no? Ok. Allora avete sentito parlare certamente di cose come la difesa dei risparmiatori, gli obbligazionisti, gli azionisti, tutte queste cose qua. Io non so se qualcuno vi ha detto chi è il vero vincente di questa storia e chi è il vero perdente. Intanto per fare queste cose uno dovrebbe venire con dei dati, dei grafici, quindi non avendo avuto il tempo di preparare questo intervento, io sono costretto a farlo a braccio e quindi vi parlerò in termini molto molto semplici. Chi è il grande vincente? Il grande vincente è
il potere finanziario internazionale. Chi è il grande perdente? Il grande perdente non è il risparmiatore, come avrete letto sui giornali, è un soggetto di cui non si parla mai, si chiama imprenditore, che è quello che crea nel mondo i posti di lavoro. Perché esistono due culture di finanza al mondo che si stanno combattendo. Queste cose non sono note se non agli addetti ai lavori. Una è la cultura espressa dalla Banca Centrale Americana, che sta dicendo che le banche più piccole, che vengono volgarmente chiamate less significant, cioè quelle meno importanti, non creano rischio sistemico. Cioè, se una banca piccola salta, non è un problema per l'economia mondiale. L'Europa, al contrario, con la sua banca centrale, dice l'opposto. Se saltano le banche piccole è un problema per l'economia mondiale. Dove sta la verità? La verità sta nel fatto che qui siamo in Veneto, ma io giro tutto l'Italia. L'Italia è fatta di piccole e microimprese. Non è fatta di piccole e medie imprese, come vi raccontano, di piccole e micro, cioè aziende che hanno meno di 10 dipendenti. Quante sono statisticamente? Perché continuate a leggere sui giornali piccole e medie imprese. Non esistono. Le medie imprese in Italia sono lo 0,%. Le grandi imprese sono lo 0,% un po' più piccolo di quello 0, lì. Non è importante ricordarsi dello 0, ma è importante ricordarsi che le piccole sono il 4,5% circa. E allora il 95 che serve per fare 100 cosa sono? Sono microimprese che hanno statisticamente meno di 10 dipendenti e giuridicamente meno di 10 dipendenti. Quelle imprese, tra le quali in Italia c'era Enzo Ferrari, saprete, no, chi è Enzo Ferrari? Secondo voi andava alla Chase Manhattan Bank a farsi finanziare? Secondo voi andava da Morgan Stanley? Questa è la questione. Allora, dal momento che il piccolo imprenditore, il microimprenditore, ciascuno di noi andava dalla banca locale, questo dava fastidio, questa è la verità. Perché è molto più facile controllare un sistema di 10 banche in un paese che un sistema di 1000 banche. Non tutti lo sanno, ma 20 anni fa, quando io ero in Parlamento, mi occupavo per la prima volta di queste cose, ce n'erano 1000 banche nel nostro paese. Se ne vuole portare a 100, voi capite che da 1000 a 100 non è una riforma come vi raccontano, ma è qualcosa di un po' diverso. E da 100 se ne vogliono portare a 10. Qualcuno mi dice, professore, lei sbaglia, saranno forse 7, 8. Questo è il dissegno. Cioè si chiama oligopolio bancario. E come si deve fare? Con gli accorpamenti, con le fusioni, con qualcuno che mangia qualcuno di più piccolo. Allora, fin qui è la chiave di lettura. Quindi va letta in questo modo, senza scendere nelle discussioni dei tecnici, se no io vi dovrei parlare per ore di obbligazioni convertibili, di azioni. Chi se ne frega? Il nocciolo della questione qual è? Semplice. Una banca piccola deve essere mangiata da una banca più grande. Questo sta succedendo sul nostro paese. Ma qual è la questione? La questione è che magari la banca piccola ha 1,2 miliardi di crediti tributari. Cioè sono di interesse per chi la deve comprare. Cioè non è che valga 0. Magari ha una rete commerciale, come succedeva qui da voi, sulle banche venete, che sono state comprate per il prezzo di un caffè. È un po' come se uno fosse venuto da me e mi dice: senti, ma tu vorresti comprare questa rete commerciale al prezzo di un caffè? Dico: ma aspetta, fammici un po' pensare. Guarda, vabbè, allora ti convinco meglio, ti do 11, qualcosa miliardi di euro di contribuzione tra garanzia pubblica e finanziamento. Ecco, questo modello, che è stato utilizzato in Veneto, in altre parti d'Italia sono stati utilizzati altri modelli, è un esempio. Ma non me ne frega niente del dibattito di questi giorni, la nazionalizzazione, piuttosto che qui in Liguria hai governato tu, in Toscana hai governato là. Piantiamola con le beghe di cortile. Cerchiamo di avere una visione mondiale del problema. Il problema è che il nostro paese è oggetto di saccheggio finanziario e siamo tutti dalla stessa parte. Solo così possiamo ragionare. Se no ragioneremo dicendo: io sono di destra, tu sei di sinistra, tu sei di sopra, tu sei verde, tu sei giallo, tu sei blu. Noi siamo una cosa, siamo un prodotto. Mettetevelo nella testa. Per quei signori noi siamo un oggetto di acquisto. A me non me ne frega niente di essere un oggetto di acquisto verde, giallo, rosso, blu. Mi interessa essere un essere umano, questo è il punto. Ora, io adesso leggerò una lettera
di denuncia e proposta che ho scritto e che ho lasciato al mio amico Claudio Messora e che purtroppo saluto con grande affetto, ma so che insomma è un po' febbricitante, quindi quando avrà tempo penso che la divulgherà. Ma l'ho scritta ieri pomeriggio a mano e ce l'ho qua su carta e quindi la voglio leggere per la prima volta in pubblico, ma vi voglio spiegare qual è l'oggetto. L'oggetto è: noi abbiamo una Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea non è un'istituzione pubblica e fin lì è già molto grave. Ma il problema è che tutto quello che vi ho detto prima, cioè l'acquisto delle banche, dipende da una roba tecnica che si chiamano stress test. Gli stress test significa andare a verificare se le banche che devono fondersi o cambiare natura, pelle, assetto giuridico, come la Carige, quindi guardate come non sto parlando di Carige, sto parlando del problema generale, del modello di riferimento. Ecco, dipende dal fatto che abbiano parametri di bilancio buoni o non buoni. Questo sarebbe il ruolo di una Banca Centrale Europea, in particolare di un organo di vigilanza. Allora, qui ho la fortuna di avere persone che hanno dei blog, si occupano di giornalismo. Io vi segnalo che è stato commesso, se ciò che sto dicendo è vero, e io l'ho letto da organi di stampa e vengono passati come rubriche per addetti ai lavori queste notizie, il più grande inganno finanziario della seconda decade del XXI secolo. Mi sto riferendo a questa notizia di giornale pubblicata sul Sole 24 Ore, quindi uno degli organi più attendibili in Italia di notizie finanziarie, che dice: gli stress test, secondo un carteggio che è stato rinvenuto tra l'ex ministro delle finanze Schäuble e il responsabile di vigilanza dell'epoca che fece le scelte, Daniel Nui, non sono state fatte dalla BCE come tutti noi operatori pensavamo, ma sarebbero state appaltate, uso il condizionale perché non faccio il magistrato, ci sarà un magistrato che andrà a verificare, o almeno spero che ci sia, sarebbero state appaltate ad una società di consulenza, mettiamola così. Ora, questo pone due questioni. Primo, ma questa società di consulenza è indipendente? Secondo, ma quanto è stata pagata e con che soldi? Ora, se poi è vero che gli stress test non li ha fatti la BCE, primo tema, quindi c'è già la banca centrale che non fa quello che deve fare la banca centrale. Secondo tema, li avrebbe fatti BlackRock, e se andate a vedere che cos'è BlackRock, il più grande operatore in asset mondiali. E terzo, se questa cosa è stata fatta nel 2014 e di fatto nessuno di noi ne sapeva niente fino a fine 2018, cioè ultimi giorni di dicembre 2018, beh, caspita, questo sarebbe un fatto grave. E se vi dicessi che è stato rinnovato nel 2018 sarebbe un caso ancora più grave. Allora, primo dato politico. 1. Né la BCE né l'istituzione di governance, cioè di controllo, diciamo, l'autorità di supervisione, avrebbero a questo punto l'elemento fondamentale che governa un intero sistema finanziario. Ciò che sto dicendo è molto pesante. Si chiama credibilità. Perché se tu non hai fatto con i tuoi uffici interni quello per cui nei trattati è scritto che tu devi fare, beh, c'è un problema di credibilità dell'intero sistema bancario mondiale, o quantomeno europeo, che non è poco. Primo problema che pongo. Secondo problema, la affidabilità, perché andremo a scoprire che tutti gli acquisti che vengono fatti a questo punto in questi anni sono decisi tecnicamente, lo dico in termini semplici, da Wall Street, dagli operatori finanziari internazionali. Allora, ma c'è o non c'è un conflitto di interesse? Beh, io penso che sia un problema. Terzo, sembrerebbe, da ciò che leggo da notizie di stampa, che alla domanda di Schäuble, ma c'è stato un bando di gara? Ah, per inciso, questa consulenza non è stata pagata 2.000 euro o 26.000 euro, ma 26 milioni di euro. La risposta è stata, virgolette, non c'è perché avevamo urgenza di cominciare i test. Chiuse virgolette. Allora, se fosse vera questa notizia giornalistica, vorrebbe dire, la domanda che io pongo è: quale urgenza? L'urgenza di saccheggiare a prezzi di... Dopo qualcuno parlerà di neuroprogrammazione linguistica, in italiano NPL. Io parlerò invece di NPLs, cioè non performing loans, che molto semplicemente vuol dire crediti non performanti, cioè le famiglie e le imprese che non riescono a rimborsare i soldi alla Carige piuttosto che al Monte dei Paschi o alla Popolare di Vicenza o a Veneto Banca. La domanda è:
Perché le famiglie e le imprese non riescono a rimborsare? Quella sarebbe la domanda. Andare a capire perché la gente non arriva più alla fine del mese. Questo è il nocciolo. E interrogarsi sul sistema economico, se sia giusto o sbagliato. Ma dato che non lo vogliono fare, ecco che allora montano tutti questi discorsi della patrimonializzazione, facendo figli e figliastri, peraltro. Perché la Germania dà 243 miliardi di aiuti di Stato alle proprie banche, e noi 4, poi noi siamo i cattivi, poi il 40% delle banche germaniche sono pubbliche, le nostre siamo cattivi se le nazionalizziamo, come direbbe il mio amico Diego, no? Il concetto, verremmo considerati tutti marxisti se diciamo che è giusto, no? Difendere una banca italiana. I tedeschi no, loro sono virtuosi. Poi però le loro Landesbank, le loro sparcasse, gran parte del loro sistema è al di fuori di questo controllo. Allora chiudo e vi leggo la lettera. Poi lascerò un foglio di carta e chiunque la voglia sottoscrivere, io la firmo in questo momento, l'ho già lasciata al mio amico Claudio ieri con un video, ma è la prima volta che la leggo in pubblico. Quindi chiunque poi voglia firmarla con me, anche solo un fatto simbolico, sia dei relatori sia del pubblico. Spero che esista al mondo un'autorità inquirente, un magistrato che abbia titolo, ma prima ancora il coraggio di verificare ciò che sto per dire. Se cioè corrisponde a verità ciò che ho letto su organi di stampa, in trafiletti presto derubricati a notizie di secondo piano per addetti ai lavori, perché saremmo di fronte al più grande inganno finanziario della seconda decade del XXI secolo. La Banca Centrale Europea, il massimo organo di regolazione e credibilità del sistema monetario, e la sua vigilanza, che avrebbe il compito di vigilare sulla stabilità del sistema bancario, da anni sta guidando con norme e regolamenti le aggregazioni e le fusioni bancarie mediante stress test, volti a decidere chi debba essere fuso e sparire dal mercato. Se fosse vero che dal 2014 tali analisi non siano state fatte dalla Banca Centrale e dai suoi uffici, ma appaltate, con modalità peraltro non trasparenti, a soggetti privati, investitori esteri, sarebbe un fatto di gravità inaudita e senza precedenti. Affidare a un operatore privato, speculativo internazionale, BlackRock, un compito di vigilanza appare un atto di palese conflitto di interessi. Fuori dai tecnicismi giuridici, questo significa che tutto quanto avvenuto in questi anni nel mio paese, l'Italia, in ordine ai riassetti proprietari del sistema bancario, si baserebbe su atti dettati da ragioni di necessità e urgenza, basati su fondamenti tecnici non solo inesistenti, ma potenzialmente distorsivi del mercato. Milioni di risparmiatori e imprese hanno versato lacrime e sangue, letteralmente, per le conseguenze sia della restrizione del credito, sia per la distruzione del risparmio tutelato dalla Costituzione italiana. Signori regolatori del sistema bancario europeo, voi sostenete di agire per la stabilità, ma nei fatti voi rubate la vita e il futuro della povera gente, costringendo piccole imprese a chiudere, imprenditori a impiccarsi e darsi fuoco, anziani a veder bruciare i propri risparmi di tutta una vita, fregati da tecnicismi giuridici a loro incomprensibili, e giovani ad emigrare perché avete gettato la liquidità sui tavoli delle borse, dei derivati e nei titoli speculativi, togliendola a chi sostiene posti di lavoro. Voi parlate astutamente di andare avanti, di fare le riforme, di progresso, e ci raccontate che questa sarebbe l'Unione Bancaria Europea. In realtà non dite al popolo le cose come stanno, e cioè che l'unico modo di procedere sarebbe nel fermare tutto, nel fermare l'ingiustizia e tornare ad un mondo giusto, ad un'economia umanistica nella quale sia l'uomo e non il mercato il cuore del nostro agire. Questa sarebbe la cosa giusta da fare, perché ciò che voi chiamate mercato altro non è che un sistema prevaricatorio di pochi che, mediante informazioni assunte in un sistema di relazioni sleali, si arricchiscono a dismisura a danni di molti. I poveri, i semplici, le persone comuni, gli ultimi. Signori politici, infine, sembra che voi vi stiate occupando solo di questioni tecniche, tralasciando l'attacco al tema strategico. Scopo di una banca centrale è creare e gestire i soldi di un popolo.
Per questo la banca centrale deve essere detenuta dal popolo. Se invece, come accade ora, lo Stato, che quel popolo rappresenta, prende a prestito il denaro da un sistema di banche private, che a loro volta lo moltiplicano come i pani e i pesci, allora il governo sarà sempre costretto a vessare il popolo di tasse e balzelli per ripagare il profitto in debito privato. Il cuore del problema politico è che non siamo più in un'economia a regia pubblica, ma privata. Così stando le cose, siamo in una democrazia apparente, ma non di fatto, al punto che diventa perfettamente inutile e financo illusorio il diritto e l'esercizio del voto, poiché nessun governo, servo del sistema bancario privato, sarà mai in grado di esercitare il mandato del popolo sovrano. Signori politici, se noi non decidiamo di fare finalmente ciò che è giusto, costi quel che costi, invece di ciò che è ragionevole politicamente, allora non ci sarà mai più nessuna speranza per la povera gente. Dobbiamo concentrarci sulle soluzioni alle ingiustizie e se il nostro sistema regolatorio non consente di trovare una soluzione, allora è bene, se ne deve convenire che si debba radere a zero questo sistema di regole ingiuste e crearne un altro più equo. Lo dobbiamo fare perché non è più tollerabile sull'altare della presunta efficienza il sacrificio di tanti per il privilegio ingiusto di pochi. In conclusione, so bene a quali rischi mi stia esponendo, anche per la credibilità corredata alla mia professione, nella quale quasi tutti recitano una diversa litania, per convenienza o interesse. Non mi interessa essere deriso, mi importa di essere vero. Ed è vero che se le sofferenze di tanti sono tollerate per il privilegio di pochi, allora questo sistema economico è semplicemente sbagliato. Signori privati, voi oscuri demiurghi di sventura, voi dioscuri della povertà, voi saccenti profeti di tristezza, voi avete ignorato per vostro tornaconto il pianto del popolo per anni e lo ignorerete ancora. Ma io sono qui a dirvi, ad annunciarvi, come ultimo dei cittadini, che il popolo sta cominciando a capire e che, quando il popolo si muove, le cose cambiano. E per questo semplice fatto cambieranno, che a voi piaccia oppure no. Grazie. Vi ringrazio. Bene, allora do la parola a questo punto, si è già pronto, è qui vicino a me, al primo dei relatori che in realtà, Giorgio, farai 4 interventi, giusto? Farò 4 micro interventi tra gli interventi dei relatori principali. Bene, allora presento brevissimamente Giorgio Iacuzzo che ci parlerà sostanzialmente in 4 pillole di interventi riguardanti l'informazione ufficiale che spesso è nascosta all'interno di pieghe di altre informazioni, come nel caso precedente io ho cercato di documentare. Giorgio ha lavorato dagli anni 70 nel mondo della fotografia, del cinema documentario, scientifico e tecnologico. Dagli anni 90 scrive su argomenti di scienza, di tecnologia, di storia contemporanea, su quotidiani e periodici italiani e stranieri. Se mi permetti, ascolterò in religioso silenzio, cercherò di curare questi 10 minuti, quindi al termine ti inviterò a chiudere e poi, se del caso, farò un brevissimo commento, magari appuntandomi cose che poi diremo nel dibattito oggi pomeriggio. A te la parola e grazie, benvenuto. Grazie a te. Niente, questo mio primo intervento mi è stato ispirato da alcuni incontri che ho avuto in questi ultimi anni, anche nei recenti mesi, con funzionari dell'amministrazione statunitense a livello diplomatico, a livello di Casa Bianca, che discutendo mi chiedevano: ma come mai in Russia la popolazione ce l'ha così con noi, con gli Stati Uniti? Io dicevo, beh, naturalmente perché
eravate alleati e alla fine della seconda guerra mondiale in pochi giorni l'avete iniziato a demonizzare quel paese, facendolo diventare il nemico principale. Avete inventato la guerra fredda che ha impedito che risorse andassero alla ricostruzione di quel paese, e poi soprattutto perché li avete attaccati. E questi mi dicono: ma cosa sta dicendo? Noi non abbiamo mai attaccato la Russia. E questo fa a me cadere le braccia quando vedo degli altri funzionari e dei diplomatici che non conoscono neanche la storia del loro paese. Perché in effetti gli Stati Uniti hanno attaccato la Russia esattamente 100 anni fa, nel 1918, quando i russi hanno sottoscritto il trattato, l'armistizio con gli imperi centrali. La Russia, che era un alleato degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia e dell'Italia nella guerra contro gli austro-ungarici, immediatamente questi paesi, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone, hanno deciso di invadere il paese. L'invasione è stata iniziata nel settembre del 1918. Ci sono stati 2 sbarchi, uno ad Arkhangelsk, quella zona più a nord, vicino San Pietroburgo, e poi a Vladivostok. Ad Arkhangelsk sono sbarcati inglesi, francesi, statunitensi e italiani. A Vladivostok sono sbarcati statunitensi che venivano dalle Filippine e giapponesi. Il corpo di intervento non era piccolo. Gli statunitensi che avevano il comando generale avevano 9.000 uomini, il Giappone ha mandato 72.000 uomini, la Cecoslovacchia aveva 62.000 uomini, la Polonia 12.000, il Canada 4.000, la Romania 4.000, l'Italia 2.000, la Gran Bretagna 1.600 e la Francia circa 800. Voi avete mai letto su qualche libro di storia che noi abbiamo mandato 2.000 uomini a invadere la Russia 100 anni fa? Io non l'ho mai saputo. Comunque l'invasione non andò come era stata pianificata. Naturalmente l'invasione era stata fatta per cercare di fermare l'avanzata delle truppe bolsceviche che stavano riprendendo il controllo del paese. Praticamente era una missione in appoggio alle armate bianche zariste. Questa cosa si conoscerà bene solo una ventina di anni dopo, quando nei suoi diari Winston Churchill scriverà che lo scopo dell'operazione era quello di strangolare nella culla l'infante bolscevico. Ma a un certo punto qualcuno mette i bastoni tra le ruote. Qui vedete il porto di Arcangelo, qui vedete i Marines a Vladivostok, e a mettere i bastoni tra le ruote è il generale Graves, il comandante del contingente statunitense. Il generale Graves era un militare di professione rigidissimo, non voleva sapere di questioni di immischiarsi con la politica, per cui chiese al presidente Wilson un memoriale preciso su quello che poteva o non poteva fare. Naturalmente il presidente degli Stati Uniti, in modo molto diplomatico, scrisse delle cose che non dovevano interferire con il diritto diplomatico internazionale, anche se lo scopo della missione era un'interferenza nel paese. E il generale Graves invece si attenne alla lettera, alla virgola, alle istruzioni che gli aveva dato il suo presidente. Qui c'è lo sbarco a Vladivostok, dove vediamo le truppe statunitensi che sfilano davanti un picchetto d'onore giapponese, che solo qualche anno dopo saranno i loro principali nemici. Qui ci sono altre scene sempre dello sbarco. Comincia il dispiegamento in tutto il paese,
Si tratta essenzialmente di bloccare la ferrovia transiberiana per non permettere i rifornimenti all'armata bolscevica e per permettere invece i rifornimenti alle truppe zariste. Naturalmente, ufficialmente la missione viene fatta passare per protezione di convogli ferroviari della Croce Rossa internazionale. Come il generale Graves scriverà nei suoi diari qualche anno dopo, alla fine del conflitto rientrato a Washington, in realtà i convogli della Croce Rossa internazionale venivano utilizzati non per il soccorso sanitario, ma per trasportare armi ed esplosivi. Al Giappone la missione ci tiene molto, difatti escono libri, pubblicazioni e così, anche perché hanno il contingente più grosso. I giapponesi si alleano con gli atamani, con i capi tribù delle tribù di predoni siberiani e cercano di fare più bottino possibile. Poi, naturalmente, il modus operandi del generale Graves per cercare di stare al di fuori degli scontri, al di fuori dei conflitti tra le due parti, riduce di molto le perdite statunitensi. In quasi 3 anni di campagna gli statunitensi avranno solo 170 morti e circa 300 feriti, mentre le perdite per gli altri contingenti sono molto più pesanti. A un certo punto gli ambienti del Dipartimento di Stato di Washington si innervosiscono per l'assurdo comportamento del generale Graves e fanno girare l'assurda voce che fosse un simpatizzante bolscevico. Anzi, chiedono anche una commissione d'inchiesta del Congresso che faccia luce sull'operato del generale, ma le sue referenze sono talmente di alto livello che la cosa non si riesce a fare. Queste sono alcune immagini del momento, il generale Graves in alto a destra con un generale russo, uno dei capi... In alto a sinistra uno dei capi siberiani dei predoni delle colonne, sotto abbiamo militari cecoslovacchi su treni armati per il controllo della Transiberiana, sotto a sinistra abbiamo fanteria statunitense in marcia in piena Siberia. Praticamente poi questo è lo Stato Maggiore di tutti, che comprende i comandanti di tutti i paesi coinvolti. Poi qui abbiamo altre navi a Vladivostok e ad Arkhangelos e attrezzature militari che vengono portate. Qui abbiamo invece i corpi di tutte le polizie militari dei paesi coinvolti, tra cui c'è anche in una fettina un reparto di carabinieri, la nostra polizia militare. Sotto altre immagini delle operazioni, soprattutto inglesi, l'impiego dei primi aerei, invece a destra in basso abbiamo un treno corazzato bolscevico in mezzo alla neve. Naturalmente durante questa missione finisce la prima guerra mondiale in Europa, i soldati cominciano a venire mandati a casa, per cui a un certo punto le truppe coinvolte nell'operazione contro la Russia cominciano ad innervosirsi perché dicono: noi siamo qui già da 2 anni mentre i nostri commilitoni che erano in Europa sono già a casa, per cui cominciano a non obbedire più agli ordini, a far fallire le operazioni e a un certo punto l'operazione viene sciolta. E naturalmente lo scopo dell'operazione fallisce completamente perché le armate bianche non ricevono, come scrive il generale Graves nel suo diario, le armate bianche non hanno nessun appoggio della popolazione in tutti i paesi
di quella che diventerà poi l'Unione Sovietica. E qui per esempio a destra abbiamo un volantino scritto dalle donne del Tagikistan di appoggio all'Armata Rossa e non all'Armata Bianca. Per cui alla fine del 1920 tutti i contingenti vengono rimandati a casa e la storia finisce qui, e negli Stati Uniti nessuno sa questa storia. Vi ringrazio.